Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6, dove nell'ultima puntata abbiamo finalmente finito tutto ciò che riguarda i Montero e siamo passati ai Maximus Matanshka Sadamin, che era un nome modificato che le abbiamo dato noi. Fatto sta che adesso dobbiamo continuare le loro missioni. Come potete vedere abbiamo già la prima di parlare con questo Paolo della Vega e vedere un pochino cosa ci fa fare, perché come ho capito loro sono una band musicale e quindi secondo me l'utilità che hanno loro a Libertad è appunto avere quella popolarità per creare una certa propaganda, no? Per spargere la voce di tutte le puttanate che fa Anton Castillo. Quindi secondo me è proprio una cosa pubblicitaria che ci aiuterà a fare i Maximus Matanzas. Quindi vediamo adesso come procede un po' la situazione. Allora, quindi andiamo Tra l'altro, aspetta, fatemi vedere qua, perché qui possiamo costruire delle cose, dato che questi due li ho voluti fare alla fattoria Montero, perché essendo una fattoria dove tutti cacciavano così, mi sembrava bello fare il capano da pesca e il capano da caccia, mentre qui che siamo in una palude, secondo me sarebbe molto figo creare una rete dei covi, vedi, una rete dei covi segreta in tutta Iara, creala per ottenere... No! Per accedere alla tutelare! Perché non l'ho fatto prima? No, no, raga, divento pazzo. Che cosa fa questo qui? Covo, informazioni, covi de oro. Non lo so, le scorte segrete. Che informazioni mi dà? L'abbiamo fatto. E poi possiamo costruire anche la cantina. La cantina baratta animali e pesci. Ah, ok. Quindi se potenziamo sta cosa possiamo... Perché io ho fatto un po' di pesca in vostra assenza. Ho preso qualche... com'è? Lucciolo francese mi pare. Ok, abbiamo il buon uomo che cucina. Ok, cosa si sblocca questa roba? Kit falò da campeggio? Che cazzo è sto falò da campeggio? Possiamo vederlo tutte queste robe su logistica nel nostro inventario. Questi sono tipo dei perk. Noi abbiamo adesso la tutelare. Perfetto, e questa qui ti permette di cucinare le tue ricette con i falò che trovi. Ah, ok. Ok, per il momento direi che va bene così. Andiamo a parlare con Paolo. Eccolo qui. You're still full of shit. A lot more people here than I thought. Are the musicians too? Talia collects dreamers dumb enough to pick fights with Anton's Ministry of Culture. I just make sure they aim the barrel away from the face. Thought I was the only dropout. Papa was a drill instructor. Family's 5th Gen Army until me. What happened? Expelled? When Papa found out I turned from his favorite daughter into a freak. His words. Shit. Just trans in the military, compai. I was lucky. Talia caught me trying to steal her gear, but instead of turning me in, she gave me a deck. Libertad can help all of you here. Libertad? When Castillo won, we led riots with Clara. And what did it get us? Clara runs off to play guerrilla, Talia gets thrown into Maria Marquesa's bullshit academy, and have to take a big fucking debt to get her out. From who? Bembe, black market smuggler. Once he's paid off, Talia and I are off this fucking rock. Let me take some debt, Paolo. I don't do handouts. Okay. Why'd you leave the military? Punch my drill instructor in the throat. I'm not a morning person. Segunda. Bembe deals in the church. Questa Bembe lavora sulla chiesa. Penso sia il posto dove dovremmo andare adesso. I conti non tornano, operazione iniziata. Allora, vediamo. Sì, penso sia proprio quello il punto, vedete? Sì. Allora, andiamoci. Paolo ha detto che si trova nella chiesa di Segunda. Ok, dobbiamo andare lì. Usciamo da questo posto. Madonna mia. Guarda, nuotiamo più veloce grazie ai sandali da pescatore, raga. Assurdo. Guarda, ho trovato un bel veicolo in vostra assenza. Questo qui, guardalo lì. Qua pezzo di veicolo che ho preso, raga. È fantastica sta roba. È velocissima. Forza guapo. Madonna mia. Ok, ci siamo. Mi chiamano. Talia. So now you want to talk to me? No, I want to see you. Meet me at the Subala Batidora, the ride that whips you around. Look, if this is some kind of fucked up date, Just get that ass over here. And don't tell Paolo. Drag me back to that fucking Io. swamp. Ok, aspetta un attimo, abbiamo trovato un posto di blocco, ragazzi, lo facciamo così al volo. Allora, fammi vedere un po' com'è la situazione. Abbiamo uno lì, uno qua, quello è il cartello che dobbiamo distruggere e un altro lì. Niente di estremamente difficile. Perdonami. Quello che non è un'arma silenziata, sono un coglione.
Vieni. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Tiriamo una granata lì e se ne vada a fa culo. Ok, posto di blocco liberato. Già. Cambia il sound. È diventata più hip hop. Sarà perché ci sono i Maximus Matanzas. Ok, posto di blocco liberato. Vediamo se riusciamo a trovare la chiave per accedere alla scorta. Ah, ok, penso che ce l'abbiamo già. Perfetto, usa chiave. Eccola la scorta. Dai coglioni. Guarda come fai. Guarda con il personaggio ha il wall-hack integrato. Allora. Oddio, mi sono cagato, ma vaffanculo. Mamma mia, comunque sto gioco, raga, veramente è proprio un gioco che vi consiglio di giocare per chi magari se lo fosse perso, o per chi come me magari diceva ma guardalo, figlio di puttana. Oh, vaffanculo. Dai coglione. Guarda quello lì che è rimasto buggato. Guarda con quelle precision. Quindi stavo dicendo, per chi magari come me pensava, dice, col fatto del doppiaggio, io mi sono molto basato sul doppiaggio che mancava in italiano. Non lo so, non l'ho visto come i vecchi Far Cry, però è tanta roba, raga. Veramente tanta roba sto gioco. Ci sono tante cose da fare, pure fare le secondarie, andare in giro è divertente. Vabbè, questo è un po' come tutti i Far Cry, però questo qui, raga, veramente non scherzo. Allora, in teoria siamo arrivati in quella che dovrebbe essere questa città di Segunda. Questo paesino molto figo. Clara, I need to help Paolo pay off a debt to some black market smuggler named Bembe. Do whatever it takes, Danny. If Paolo was able to build that camp on the run, imagine what he could do for Libertad when he decides to fight. Understood, Clara. Ok, vediamo questa Bembe, che cazzo è? Fa pure rima. Scendiamo. Belli ste cittadine così però. Ok, leviamo le armi che poi si allarmano malissimo. Facciamo una cosa, mettiamo l'arsenale da parkour, che siamo velocissimi con l'arsenale da parkour. Mettiamo il coltine davanti, siamo troppo veloci, soprattutto se corriamo disarmati. Guarda con quanta velocità, raga. Ma c'è una scala? Ah, ecco, da qua, ma vaffanculo. Pantaloni fuego. Ok, almeno abbiamo tutta la combo incredibile. Ok, questo qui è il posto dove dobbiamo andare. Aiuto. You Bembe? I know a sinner when I see one. Ah, è lui, Bembe. Mamma mia, già lo odio What's questo. wrong with Ola, asshole? Try to fuck me, Danny Rojas. I sell your organs to the Yankees. And I know if I shoot you, Paolo's debt disappears. No, you have rules. You might kill, but you're no killer. Mierda, you got me. So what does that make you? I kill guerrillas. I also kill soldiers. It's just business. Easy to pretend you're not picking sides. My father was a guerrilla in '67. After la revolution, he put on a crisp military uniform. 30 years later, to his surprise, a fresh new revolution with fresh new guerrillas. They thank him with a bullet to the skull, buried in the same crisp uniform. Are you ready for your uniform, Rojas? It goes both ways. How's that? You were just dressed like a priest. I like you, Danny Rojas. We can do business. Minchia. Personaggio interessante, però questo qui, raga, mi puzza. Mi puzza parecchio. Ok, ci chiamano. Devi recuperare la chiave dei miei soci in Where are affari. they? At the hotel. My associates are named Dmitri and Vasily. They're Russian and they're twins. I'll make it easy and send a picture. You're too kind. They say kindness is the lowest form of manipulation. This is a simple job, Rojas. Get me my key, and Paolo will thank you. I don't want Paolo's thanks. I want Paolo's debt cleared. We all do, Rojas. We must all. Right. I'll get you this key. But then you and Paolo are square. Understand? Love you, Rojas. Bye bye. Che cazzo di macchina è? Nuove foto intanto, vediamo. Questi sono i soci a cui dobbiamo recuperare le chiavi, presumo. Ci andiamo subito, ma io sta macchina me la foto. Me la foto subito. Allora, quindi noi dobbiamo andare qui. Mamma mia, sei lontano. Vai, 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 che rubiamo queste chiavi.
Facciamo sta missione, un po' di azione con questa macchinina incredibile, tra l'altro. Bello guidare in queste cittadine così, mi piace, ragazzi. Oh, ma qua c'è un'arma, una cassa di armi. Magari è qualcosa di utile che non abbiamo. Dov'è? Ah, eccola qua, guarda qui. Vediamo cosa ci dà. Oddio! Ma tipo subito al posto del lanciagranate. Prendi il bazooka. Cos'è questo qui? Ok, non hai colpi incendiari, hai colpi normalissimi. No, vabbè, raga, davanti al bazooka chiunque tasuka. Questo è un detto. Oddio, perché? What? Mi sono ferito a caso. Sono ferito a caso, raga. Ti guapo, perché riesci sempre a metterti davanti ai coglioni tu? Perché a differenza degli altri tu sei così? Belli i suoni ambientali di gente che si diverte anche se non c'è un cazzo di nessuno. Allora, quindi procediamo. Dobbiamo andare lì, 900 metri. Guarda con quale sgommate. Oh, voglio provare il bazooka. Funziona. Questo ce lo porteremo dietro, non si sa mai, le cose vanno nella merda, qualche elicottero di troppo. Sappiamo come reagire, ecco. Non dovremmo essere lontanissimi comunque. Adesso, ecco, quasi svolta. Allora, siamo qui. Oh, guarda qua c'è una... No, una caccia al tesoro, che dici? Ce la facciamo prima della missione, così facciamo qualcosina in più. Intanto lei, buono, lascia stare ostaggio, figlia di puttana. Ti salvo io. Ti puoi fidare di me. Allora, dov'è sta cosa del tesoro? Vai, qua dentro. Eccola qua. La musa mancante. Rosa, la musa del mio cuore sparita, ha portato con sé le chiavi del mio cuore. C'è una ricompensa regale per chiunque mi dica dov'è. Detto questo, visto che sono un sommo poeta, mi vedo costretto ad abbassarmi a chiarire il concetto che con cuore intendo la mia roba e con chiave intendo una vera chiave. Questo l'avevamo capito. Fanculo tutto, vado a bere, va a cagata. Allora, dove cazzo può essere questa rosa? Qua c'è un filo che va dall'altra parte e l'area di ricerca va pure fino a lì. Cosa servirà questo filo? Allora, qualcosa mi dice che devo andare qua, mi auguro. Ok, c'è uno squalo, cosa poco piacevole. Aspetta che mi prendo di nuovo l'altro set da pesca. Ok, voglio vedere se riesco ad... lo squalo diciamo che non si fa un cazzo. Non mi dire che dove c'è questo segnalino. Non mi dire che dove c'è il segnalino sotto la boa. Ma come cazzo si chiamano ste robe? Eccolo. Ma veramente così l'abbiamo trovato? Mi è richiesta la chiave. La chiave dove cazzo è? Madonna. Oh, guapo, ho ucciso lo squalo. Ce l'ha fatta. Ok, quindi il problema adesso è trovare la chiave. Allora, dovremmo trovare sta cazzo di chiave. Secondo me è qui in casa, magari da qualche parte. O magari troviamo qualche nota che riesca a indicarci il punto esatto. Mamma mia, salta, per favore. Perché non salti? Perché non ti arrampichi? Ma vaffanculo. Super immersione. Guarda che bello nuotare insieme a guapo. Immersione della vita. Prendiamo la chiave. Qua vediamo tutto il contenuto. Vedi, sono piccole cose, però magari ci dà qualcosa di utile. Lo scopriremo. Caccia al tesoro completata. Vediamo cosa ci ha dato fare questa roba. Una robetta da 5 minuti alla fine. Maschera Dark Tech. Tanto abbiamo i pantaloncini fuego. Abbiamo tutto il completo praticamente. Ah no, manca il toraggio. Ah no, il toraggio non esiste, mi sa, del fuego. E qua maschera. Dove cazzo è? Rallenta la velocità di rilevamento delle telecamere di sorveglianza. Minchia, è pure figa, cazzo. Ah, qua dove ci eravamo fermati prima. Guarda i granchietti. È esploso. Lì, minchia, siete ciechi. Così si uccidono. Bene, saliamo in auto che qua si stanno ammazzando. Continuiamo. Allora, devo trovare questi gemelli russi e rubare una chiave per questo bembè. Ecco, adesso il problema è dove cazzo si entra. Vediamo se trovo un'entrata. Dimmi che si apre qui. Male che vada, proviamo a scavalcare. Ah, sì. Sento il rumore di un esplosivo. Ah, ok, qua davanti, ok. Siamo dentro. Potrebbero essere soldati nell'hotel. Vabbè, grazie. You don't help people, Bembe. You use them. Ci penso io, ci possono anche essere i soldati. Andiamo di arco, come i vecchi Far Cry. Sempre messi così. Tra l'altro ho trovato un arco che dovremmo modificare, ragazzi, vi faccio vedere. L'arco che stiamo usando noi attualmente è un arco unico. Questo qui, io ho trovato questo qua, che addirittura ha 3 stelle anziché 2. Però non è potenziato, per quello non lo uso. Mamma, qua è pieno di gente. È pieno di gente. Quei due come cazzo li faccio da qui? È difficile. Oddio, quanti cazzo sono? Eccoli, stanno picchiando. Oh, questi mi hanno rotto il cazzo.
Sì, ma sti cazzi. Ma dov'è? Chi è che mi mira? Madonna. Guardalo lì. Oh, mamma mia, fail. Oddio. Vai guapo. Guarda guapo. Vai guapo, vai che te lo fai, vai che te lo fai. Guarda questo qui. Stronzo. Cagato. Dai guapo, non serve a un cazzo. Oddio, ma lì è sceso uno, sbaglio? Mamma mia, mi sono drogato col ritiro. Qua c'è una cassa in teoria. Eccola lì, la scorta dell'FND, dammi qualcosa di utile. Polvere da sparo, dai, mi fa comodo. E questo qui quindi è il gemello russo. Dov'è sta cassettina che c'è? È tipo una cassettina, sarà là sopra. Queste cassettine qua ti danno tipo... Cos'era? Un accessorio. Tipo ti danno i ciondoli e cagatine qua. Però che è sempre buono avere. Cazzo, già che ci siamo. Dimmi tutto. Are you Dimitri or Vasily? Dimitri, who the fuck are you? Bembe sent me. Where's the key? So that's what this is about. Bembe fucked us good. First he sends military, then he sends you. I don't work for Bembe. I'm just here for the key. My brother has the key. The soldiers drowned him like a dog, but he didn't once beg for his life. He died in that fancy pool like a man. My Vasily. Gracias. L'hanno affogato. Sorry about your brother. I'm getting out of Yara. You should too before Bembe stabs you in the back. Comunque vedi, li ha traditi. Sto Bembe già non mi piaceva dall'inizio. Sappiamo con chi abbiamo da fare, va, dobbiamo cercare di stare attenti. Qua prendi tutto il mondo. Quindi in teoria l'hanno annegato. Mamma mia, guarda quel nemico lì lontanissimo. Vediamo se riusciamo a fare il colpo della vita. Però l'ho preso. È proprio impossibile. Oh, vabbè, cagà. L'ho preso di nuovo. Preso. Però il bello sai qual è? Che gli sono arrivate due frecce. Lui è rimasto comunque fermo. Oddio, c'è un coccodrillo incredibile. Scusa. Guapo, stai calmo. Mamma mia, ma guarda qua quanti cadaveri. E questo è il suo fratello. Abbiamo la chiave però. Bembe, you fucking hijo de puta. So you got my key. See, I found it on your dead Russian friend. Rojas. The key opens a safe at Via Judia Hotel. I need a black book inside. What's in that book? For you? Paolo's freedom. Un libro nero. Che cazzo sta dicendo? Qua c'è una cassa di armi comunque, per quello mi sono buttato qua. Che cos'ha? Ah, cortina di ferro. Purtroppo dobbiamo aiutare sto stronzo, proprio perché i Maximus e Matanzas sono in debito con sto bastardo. Prendiamo l'Overcraft, guarda qua, che bello. Quindi noi dobbiamo andare fino a fare Inculandia. Eccolo qua. Mamma, è lontanissimo. Ci vediamo direttamente al ping, vedi? Il bello di YouTube è che voi tutte queste scene magari così non ve le andate a vedere, perché ci sono io che mi rompo il cazzo a farle al posto vostro. Bravi. Ecco perché bisogna sempre lasciare un like tattico quando si guarda il video, perché dovreste apprezzare appunto uno che si scassa i coglioni al posto vostro, ed è una cosa molto importante. Da notare comunque che luoghi fantastici in questa palude con l'Overcraft qua. Fantastico. Guardalo lì. Mamma mia, bellissimo. Guardalo lì. Ok, dopo 1200 km siamo arrivati in quello che dovrebbe essere tipo un hotel. Ed è qui che dobbiamo cercare questa roba sua, che per come ho capito è un libro. Un libro maledetto. Vediamo. No, madonna, stavo esplodendo. Allora che lì c'è uno. Questo è da solo, possiamo farlo fuori subito. Perché secondo me l'esercito lo chiama lui stesso. Bembe, I'm at the hotel. And so is the army. But I think you already knew that. It's the delicious little surprises that make life worth living. Save me your bullshit. Let me guess. You want me to take them out. You see? This is why I like you. No, sbagliato. Soldiers for me. Do it for Paolo. Ho sbagliato, ho usato il supremo a caso, raga. Comunque se liberiamo quella bestia lì, quel puma, loro se la prenderanno con i nemici. Questa abilità che ho io permette di fare le... oltre a essere molto più veloci, possiamo fare le esecuzioni con il supremo tranquillamente. Ma che cazzo piazza? È una torretta questa. No. Nel culo gliel'ho messa, detta così, suona malissimo, lo so. Ho trovato la chiave qui. C'è altra gente. Ho trovato qua, prendi la chiave del ristorante. Perfetto, quindi questa cassa è sul ristorante.
Lascia stare. Il ristorante qual è? Penso sia questo. Ah no, lì c'è un cecchino tra l'altro. Addirittura qua c'è una storia iarana, raga. Pagina di diario, avevo ragione. Per adesso non la facciamo ovviamente. In caso vedo di cosa si tratta, se è interessante la faccio con voi nei prossimi episodi. Se no, me la faccio io. Ok, questo qui è il ristorante, ma è crollato. È tutto distrutto, è per metà sott'acqua. Ecco lì la sua cassaforte. Ecco, adesso il problema è come cazzo ci vado. Oddio, madonna, mi sono cagato, convinto che era guapo. E passo, ah guarda, qui c'è il buco, immagina. Ah, da qui si spacca la porta, mi auguro. O si può entrare normalmente? Si può entrare normalmente. Ecco qua, un'altra chiave. Chiave di cosa? Chiave del ristorante. Ok, libro nero, eccolo qua che ce l'abbiamo. It's gone. I got your book. Muy bien, Rojas. Nota con grafia sinuosa. Dimitri Basilio, un uccellino mi ha detto che voi due, vedi, lui li odiava. So much faith in you. You're such a good little golfer. Is that what you think I am? I don't have to prove anything to you. Tell me where to meet you. I'm across the north bridge of the hotel. Oltre il ponte a nord. Vuole che il libro... Devo pure incontrarlo sto stronzo qua. Ma questo non mi piace, sto ben bene raga, io ve lo dico, mi sta già sui coglioni. Comunque ci ha segnato lì, abbiamo trovato la zona di un coccodrillo speciale. Dovrebbe essere un super coccodrillo. Però io ho visto che se prendiamo la pelle di questo coccodrillo e lo andiamo a barattare al capanno da caccia, che in questo caso abbiamo nella fattoria Montero, possiamo ottenere il set da caccia. Non sarebbe male, dato che volevo farmi anche un'arma tipo come questo fucile da caccia, però fatto magari no, ce lo facciamo noi, lo facciamo meglio. Vediamo, poi ci pensiamo. Tutto per questo libro, minchia, ha ragione in effetti. Vediamo cosa vuole sto bembè, se vuole fotterci. Tra l'altro io ho un supremo che fa cagare. Vorrei pure crearmi qualche arma fai da te con l'uranio. Vediamo poi come vanno le cose. Allora, cazzo rete. Parlami, porca man... Ah, posso spararlo così. Mi divertirò. Oddio, ma è Pagan Min. No, Pagan Min. Al cazzo, è Pagan Min. Vuoi parlarmi, madonna? Niente, tutto che fa il figo e poi non parla, si mette paura. Oh. Thank you for securing my new port. Thought you wanted the book from the safe. Can't a man have both? Of course, Via Judia Hotel is the real prize jewel. It's the best smuggling port on the south coast. You just needed someone to clear out the competition. The Russians made good money from this place. And with this book of corrupt officials in their pay, that money will now flow to me. No, raga, io li sparo questo per poi, You've paid off some of Paolo's debt, but not all. Don't worry, I have more work for you. Tu cos'hai altro la... Ma abbiamo un'altra missione da lui, purtroppo dovrei curarlo per poter riparlare. Mi dispiace signori, noi per questo episodio direi che ci salutiamo qui. Io vi ringrazio, seguite la serie per qualsiasi cosa, sempre like, commenti, potete lasciare qualsiasi tipo di situazione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio qui con Far Cry 6, dove finalmente riusciremo ad andare avanti, vediamo cosa vuole quest'altro stronzo, eccetera eccetera. Alla prossima.